Ecco, il museo, come vedete, è dedicato a Vincenzo Colognese, mio amico che purtroppo è venuto a mancare prematuramente, e il museo è nato proprio per sua volontà per ricordare un suo avo qui, Vincenzo Colognese, con lo stesso nome, il quale è stato praticamente con due gruppi contrapposti col battaglione di Rommel sul Val d'Erò, e tutto il suo battaglione è stato massacrato qui in cima sul monte verso il Grappa. Ecco, questa è una cosa importante che è stata realizzata qui, proprio vicino sulle sponde del Piave. Questa prima parte del museo, della scuola ristrutturata, è nato questa cosa con circa 20 manichini che rappresentano tutti gli eserciti del mondo. Ecco, questo è importante sulla linea del Piave e il Grappa. Abbiamo realizzato fra l'altro la coppia dell'aereo del Francesco Baracca per portare i giovani a interessarsi sul volo, più 5 postazioni di volo multimediale. Abbiamo tantissime altre cose come la mostra degli ungheresi con 50 pannelli molto dettagliati, perché sia a Vienna sia a Budapest hanno tantissimo materiale nel nostro territorio, quindi ripreso sia dagli aerei, dai palloni ipersostatici, e quindi la loro roccaforte era praticamente il comando a Conegliano e sul fronte Piave, Susegana e tutta la zona pedemontana. Questo è un punto molto strategico e importante, di cui erano i più forti, che sono riusciti a saltare il Piave con la battaglia di Solstizio. Abbiamo qui una barca pontone recuperata nel Piave nel 94, che era sotto un vigneto, quindi un pezzo straordinario che merita vedere. Le armi, abbiamo la sezione delle armi, la sezione che parla di Erwin Rommel sull'attacco appunto che è venuto appunto lui, è stato già da giovane, ventenne, un artefice sulla Grande Guerra, perché nel Matyaur ha fatto il primo assalto e ha sconfitto noi. Ecco, questo parco l'ho promosso, è intitolato all'imperatore Carlo I d'Asburgo, e abbiamo avuto l'onore all'inaugurazione di avere qui il figlio di Otto d'Asburgo. È stata una festa straordinaria di poter dedicare nella terra che lui è stato, l'imperatore, di poter avere questa importante dedica. Questa è una struttura del ponte di Fener che è stato minato, praticamente fatto saltare. Questa struttura l'ho trovata a qualche chilometro a valle verso Pederob, e l'abbiamo portata qui a testimoniare questo evento della Grande Guerra. Abbiamo qui anche esposto alcuni cartelli che ricordano altri personaggi importanti come Erwin Rommel, Marco d'Aviano su Vienna, dove l'imperatore con sua moglie andava a fare la visita nella chiesa dei Cappuccini.